Lettori del Messaggero Veneto, questa settimana siamo assieme a Mister Tesser che ha appena concluso la sua cavalcata col Pordenone verso la Serie B, un Pordenone che giocherà allo Stadio Friuli dove però deve terminare la stagione udinese. Mister, cosa diciamo di questa squadra che sta ancora lottando per la salvezza? Ma incrociamo le dita fortemente, con grande affetto, che riescono a centrare quello che a oggi può essere l'obiettivo, quindi la salvezza. Io sono molto fiducioso sinceramente che questo possa accadere e penso che sia un fattore molto, molto importante perché l'Udinese, insomma, quello che stanno facendo lo meritano. Quanto è difficile questa partita, ecco, a Frosinone, con il Frosinone che ha lasciato praticamente la Serie A nell'ultimo turno? È una partita a doppio taglio? Sicuramente Frosinone gioca con la testa libera, lo ha dimostrato domenica andando a pareggiare a Sassuolo, essere avanti anche di 2 gol, quindi dimostrare di essere leggero di testa e qualche volta si può far meglio che non quando si gioca con pressioni. Però dall'altro lato le motivazioni dell'Udinese sono decisamente superiori, quindi devono prevalere quelle motivazioni. Poi le partite vanno giocate, vanno sofferte, vanno lottate, non va a star lì a guardare proprio il pelo sull'uovo, ma vanno in questo caso centrato il risultato, che è quello che conta. Qual è il giocatore che secondo lei potrebbe fare la differenza in queste ultime 3 partite? No, secondo me non ci sono mai, non è mai questione di un giocatore che fa differenza. Se fosse così non sarebbe bene, perché se quel giocatore poi fa male, siamo del gatto. No, è una squadra. Però auguro a Lasagna che possa essere lui quello che fa i gol pesanti, perché è un giocatore che stimo tantissimo, ha toccato la nazionale e penso che abbia le qualità per far molto bene. Allora auguriamoci di rivederci tutti allo Stadio Friuli. Sicuramente sì. Grazie mister. Ciao a te.